4 novembre 1966, una data che ha lasciato il segno in tutti i sensi, in tutti coloro i quali hanno memoria della grande alluvione di Firenze. Quel giorno il Brenta raggiunse limiti mai visti. Sotto le arcate, pensate che transitavano 2300 metri cubi di acqua al secondo. Il ponte quel giorno però ha saputo resistere. Ingobbito dai colpi della Brentana, è rimasto in piedi, sorretto dalle speranze e dagli sguardi di tutti i bassanesi. Oggi il Ponte Vecchio è un'immagine da cartolina insieme a tutto ciò che lo circonda. Il presidente Luca Zaia ha parlato di avviare il percorso per la sua candidatura a patrimonio dell'umanità. Ma i prodromi di questo viaggio hanno radici che affondano nel 2015, quando è stato avviato l'iter per il restauro del ponte e l'allora amministrazione Poletto riuscì a ottenere un vincolo di tutela ministeriale, individuando l'area dal ponte al castello degli Ezzellini come la cartolina di Bassano universalmente riconosciuta. Questo vincolo di tutela paesaggistica ha difatti fermato l'immagine di Bassano nei secoli a venire, lasciandola intatta, ed è un elemento di forza talmente straordinaria da rendere tutto oggi possibile. La direzione è segnata, il cammino che l'amministrazione Pavan vuole percorrere va nella direzione giusta, purché non si perda la rotta tracciata nel passato. Oggi non è la Brentana a scalfirlo, ma siamo noi a spingerlo verso una nuova sfida, quella di diventare, insieme a questa cartolina, patrimonio UNESCO.